La metà dei cittadini residenti a Montallegro, in provincia di Agrigento, muore di cancro. Non sono supposizioni, è quanto emerge dal report dei decessi dal 2000 al 2020 trasferto dal comune di Montallegro alla locale Proloco. Su 560 morti, ben 252 sono deceduti per tumore. L'associazione Proloco, radicata nel territorio e composta da giovani che hanno deciso di rimanere nella terra natia, ha richiesto questi dati in concomitanza della presentazione del ricorso al TAR sul nuovo progetto che i privati vogliono costruire, nonostante lo storico di decessi. Un impianto integrato per il trattamento e il recupero di frazione organica da raccolta differenziata, denominata con la sigla FORD, da realizzarsi proprio nel piccolo comune di Montallegro, accanto alla mega discarica sulla quale di recente si sono accesi i fari dell'autorità giudiziaria per ipotesi di inquinamento ambientale. Anche il deputato Michele Sodano ha presentato recentemente un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Speranza e alla Transizione Ecologica Cingolani affinché venisse effettuato uno studio epidemiologico dettagliato, un atto di sindacato ispettivo che merita una risposta immediata che non può venire ancora una volta ignorata dalle istituzioni. Di ciò se ne parlerà il giorno 8 settembre alle ore 12 alla Camera dei Deputati in una conferenza stampa in diretta streaming sul sito web.camera.it. Interverrà l'onorevole Michele Sodano della Commissione Bilancio, Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, i componenti della Proloco di Montallegro e il legale della Proloco, avvocato Santo Botta. Sentiamo in merito lo stesso primo cittadino, Giovanni Cirillo di Montallegro. La situazione è ancora in itinere, noi come ho detto precedentemente abbiamo svolto un'azione diciamo, amministrativa soprattutto riguardante la distanza che da quando ho comprovato dal Genio Civile non c'è di 2 km 550, quindi al di sotto dei 3 km che è la distanza minima per questo impianto. Nel frattempo la ditta Catanzaro ha presentato anche un progetto di una nuova vasca, che è la vasca V5, in considerazione che la vasca V4 andrà a chiudere a dicembre 2023 e anche qui noi già abbiamo fatto le nostre osservazioni negative. Vi preannuncio che il giorno 8 sono stato invitato dall'onorevole Michele Sodano e dall'onorevole Morra a una conferenza stampa che verrà svolta all'interno della Camera dei Deputati proprio per parlare di questa problematica che attanaglia completamente la città di Montallegro ed è giusto che anche a livello nazionale vengano accesi i riflettori su una situazione che sinceramente non è delle migliori.